Primo giorno di sconti, la Sicilia anticipa di un mese le altre regioni, la ripresa economica per i commercianti è ancora lontana. Un nuovo caso di Covid-19 ad Agrigento, un uomo tornato dalla Svizzera, salgono a 30 i migranti contagiati a bordo della Moby Zazza. I trasferimenti li ottiene chi ha la 104, gli insegnanti in attesa di trasferimento restano a guardare chi fa salti in graduatoria. Nessuna promozione, si infrange il sogno dei giallorossi, spera nel salto di categoria il calcio a 5. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, oggi il primo giorno di saldi, la Sicilia parte con un mese d'anticipo. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Al via da oggi i saldi di fine stagione, una stagione che per la verità non è mai iniziata per via del Covid-19. I negozianti non hanno fatto in tempo ad avviare le attività che già si inizia con i saldi. Pochi negozi ancora aperti dopo l'isolamento che c'è stato per via della pandemia, tante le strutture commerciali ancora chiuse che probabilmente non apriranno più. La Sicilia è una delle regioni dove i saldi sono iniziati anzitempo rispetto ad altre regioni d'Italia. Ma io le polemiche le metterei da parte, non è il momento di polemizzare vista la profonda crisi in cui versa il settore soprattutto dell'abbigliamento e delle calzature e in genere l'intero commercio. Pensiamo a lavorare, pensiamo e vediamo l'inizio degli sconti anticipati come un ulteriore stimolo, un ulteriore input a far sì che si spenda e si cerchi prima possibile di uscire da questo grande tunnel che è appunto la crisi del post-Covid. È chiaro a tutti che la ripartenza, la riapertura non ha coinciso con la ripartenza, ancora tanta strada deve essere percorsa per dare la possibilità chiaramente al piccolo commercio di poter uscire prima possibile dalla crisi. Polemiche a parte, vediamo di lavorare, vediamo di mettere a profitto tutti quelli che possono essere gli input necessari affinché si vada velocemente fuori da questa crisi. La città soffre, abbiamo visto anche alcune testimonianze, la ripresa è lenta. La ripresa non c'è al momento, dalla riapertura, quindi dal 18 maggio ad oggi, i volumi d'affari, soprattutto del commercio, sono stati veramente risibili. Il turismo è altrettanto fermo, quindi non abbiamo nemmeno quel poco di valore aggiunto che dà il turista in città. E proprio per questo noi vediamo l'inizio degli sconti anticipati come un segnale che possa dare una scossa alla spesa. La Banca d'Italia qualche giorno fa ha stabilito che che c'è stato un aumento del 20% dei risparmi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo significa che non solo è diminuita la propensione alla spesa, ma è aumentata la propensione al risparmio, è aumentata questa preoccupazione che ha l'italiano nello spendere. Dobbiamo uscire, dobbiamo lavorare soprattutto nella testa dell'italiano e riportarlo a spendere, riportarlo chiaramente a far ripartire questa macchina economica. Come sta andando l'attività dopo Covid nel settore della ristorazione? Se mancano i turisti non abbiamo niente da fare, se non vengono loro noi non iniziamo, non la ristorazione, tutta la via Atenea che vive di turismo. C'è questo bonus turisti, che ne pensa lei? Stamattina l'hanno fatto, non lo so, però per me io ho sentito molti dei bed and breakfast che non va bene e qualcuno l'ha rifiutato, ora non so, non è il nostro caso. Ecco, lei cosa si auspica affinché possano tornare i turisti in città? Cosa si dovrebbe fare secondo lei che è un operatore del settore? Intanto devono aprire i bed and breakfast perché sono chiusi, perché il polmone del turismo sono i bed and breakfast chiusi. E poi tutto. Che futuro immagina per la nostra città e per la nostra economia in questa estate? Sarcasticamente cerchiamo di essere positivi. Sarcasticamente positivi, perché se siamo positivi per il Covid, dico sarcasticamente. Ecco, c'è chi dice che bisogna aspettare magari la seconda decade di luglio, che è ancora un po' presto. Il 15 luglio che iniziano ad aprire tutto, già si dovrebbe iniziare a lavorare. Speriamo bene per tutti, perché la via Atenea è morta. Siamo con Laura Cacciatore, uno dei negozi di via Atenea più importanti. Come sta andando? Oggi è il primo giorno dei saldi. Noi oggi è il nostro primo giorno di saldi, abbiamo cominciato in anticipo e questo ci sta danneggiando perché non abbiamo avuto nemmeno il tempo di una ripresa, perché siamo già stati catapultati nella scontistica.
Questo diciamo che da un lato ci dovrebbe aiutare per creare un po' più di movimento, però purtroppo non è così, perché quando un'azienda solida già mette il 30%, diciamo che siamo un po' messi stretti. Noi non usiamo mettere 60-70 perché i nostri prezzi sono molto contenuti e già con un 30% siamo a un margine ristretto, quindi questo ci porta ad avere una stagione estiva dove dobbiamo andare avanti per tenere anche altri negozi dove fanno continuamente scontistiche 60-70%, che non ho capito come, però dobbiamo poi andare avanti e questo ci danneggia ulteriormente. Dopo più di 2 mesi di zero contagi, Agrigento precipita di nuovo nell'incubo coronavirus. Il nuovo contagio da Covid-19, un uomo cinquantenne rientrato dalla Svizzera. Ad annunciare il nuovo tampone positivo è stato il sindaco Lillo Firetto. Registriamo un nuovo caso di positività subito verificato da un secondo tampone. La persona è in quarantena, si stanno tracciando eventuali contatti. Poi prosegue Firetto, non smetto di raccomandare l'osservanza delle misure ben note anticontagio. Evitiamo gli assembramenti. Al primo tampone sia l'uomo che la moglie erano risultati positivi. L'esame è stato subito ripetuto e soltanto l'uomo è risultato essere positivo, mentre invece il tampone della moglie, il secondo appunto, è risultato essere negativo. 2 persone sono risultate positive da coronavirus a Santo Stefano di Camastra e 23 sono state messe in quarantena. I 2 contagiati sono una coppia, residente nella città della Ceramica, che si trova ora in isolamento. A rendere nota la positività dei 2 è stato il sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re. Rientrati da fuori regione, sono risultati positivi al test sierologico e successivamente al test del tampone. I nostri 2 concittadini risultati, seppur asintomatici, positivi all'esame tampone Covid-19, prontamente si sono posti in autoisolamento e quarantena, ha comunicato il primo cittadino. Ricostruita la catena dei contatti interpersonali degli ultimi giorni, è stato messo in quarantena vigilata e o isolamento chiunque fosse a rischio di potenziale contagio ed è stata chiesta l'urgente effettuazione del tampone. Il sindaco Re invita tutti ad assumere comportamenti improntati alla massima e fattiva collaborazione e soprattutto rispettosi dell'osservanza di tutte le misure di prevenzione e contenimento. Obbligatorio è l'uso costante della mascherina in tutti gli ambienti trafficati e vige il divieto assoluto di assembramento in spazi e locali pubblici. Migranti salvati dalla Sea-Watch, salgono a 30 i positivi al coronavirus a bordo dell'ex nave da crociera Moby Zazza, oggi nave della quarantena. Lello Casesa. Continua a suscitare preoccupazione la vicenda legata al fenomeno migratorio che in queste ore sembra notevolmente aumentata grazie al mare calmo e al clima torrido. E grande attenzione focalizzata soprattutto al contagio, al Covid-19. Un tampone positivo e uno dubbio ripetuto 2 volte, il risultato non definita la situazione del secondo migrante. Ed intanto sono 30 i migranti a bordo della Moby Zazza e qualcuno di questi, come detto, risulta essere stato contagiato. Una notizia confermata ieri per il trasferimento di una donna incinta evacuata dalla nave e trasferita all'ospedale Cervello a Palermo, oltre al migrante positivo arrivato da circa 10 giorni attualmente ricoverato al Santeria di Caltanissetta. Al momento sulla nave quarantena Moby Zazza ci sono complessivamente 207 migranti, sono divisi su 3 diversi ponti con una zona rossa per concentrare naturalmente tutti positivi. Tutti gli altri migranti da precedenti sbarchi che si trovavano sulla nave quarantena lentamente hanno terminato il loro periodo di controllo sanitario ed hanno lasciato l'imbarcazione in attesa dell'arrivo di altri già avvistati da aerei e motovedette nelle ultime ore. La nave Moby Zazza è considerata un parcheggio provvisorio che accoglie durante la prima fase i migranti e dopo il periodo di quarantena obbligatorio trasferisce gli stessi in centri d'accoglienza, ad eccezione di quelli che risultano essere positivi per i quali le procedure si complicano notevolmente. Nel centro di accoglienza di Viale Cannatello la struttura è attualmente vuota. Da venerdì scorso il gruppo di tunisini è stato trasferito in altre regioni. Molti abitanti e residenti hanno
creduto alla possibile chiusura vista l'assenza delle forze dell'ordine dopo le vibranti proteste di residenti e parlamentari, tra i quali quella fortissima del deputato Di Caro dei 5 Stelle rivolte al sindaco Firetto. Nessuna buona notizia pertanto sulla smobilitazione del centro di Viale Cannatello, come paventato, ma un potenziamento della stessa con reti metalliche ed un maggiore controllo delle forze dell'ordine quando a breve arriveranno nuovamente migranti. Dal 31 gennaio al 29 giugno si sono registrati 163 eventi di sbarchi, 140 autonomi per un numero totale di 5.456 giunti, prevalentemente da Tunisia, Bangladesh, Costa d'Avorio, Sudan, Algeria e Marocco. Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al Comitato Schengen. L'Italia ha costanti rapporti con la Commissione europea sul tema dell'immigrazione. Abbiamo fornito, dice, idee proposte con l'obiettivo di superare il principio di responsabilità del paese di primo approdo. Abbiamo preparato, ha informato il ministro, un protocollo operativo e mandato alla Commissione europea. Verrà inviato a tutti i paesi per stabilire regole precise sui soccorsi in mare da parte di navi private che svolgono attività di salvataggio nel Mediterraneo, con responsabilità precise anche per gli stati che danno bandiera a queste navi. Droga, appalti e antichi riti mafiosi, fiumi di cocaina, marijuana e cemento in grado di alimentare le casse della mafia ennese, un sistema sostenuto da vecchi boss, donne manager e anche da un avvocato, figlia del capomafia Raffaele Bevilacqua, Maria Concette, da un dirigente comunale di Barrafranca, e quanto emerge dall'operazione Ultra, conclusasi con 46 arresti sulla rotta Sicilia-Germania. Associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico, allo smercio di stupefacenti, estorsioni, corruzione aggravata dall'aver favorito l'associazione mafiosa, detenzioni di armi, i reati contestati nel blitz eseguito dai carabinieri del ROS, del comando provinciale di Enna, Barrafranca, Pietraperzia, Catania, Palermo e in Germania. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della procura di Caltanissetta c'è una minorenne finita in carcere insieme ad altre 35 persone, 15 sono state poste agli arresti domiciliari, sono tutti ritenuti affiliati o contigui alle famiglie mafiose di Barrafranca e Pietraperzia. Uno degli affiliati di spicco, Giuseppe Emilio Bevilacqua, è stato localizzato e catturato in Germania grazie al supporto della polizia tedesca con il coordinamento operativo dell'agenzia di polizia europea Europol. Contestualmente è stato notificato anche un decreto di sequestro preventivo di beni, società, beni immobili e conti correnti per un valore di oltre 1 milione di euro. Cambiamo argomento, trasferimenti nel mondo della scuola, i posti sono ancora saturati dalla 104, c'è il servizio. Nuovi trasferimenti nel comparto scuola ed è nuovamente la 104 ad avere la meglio. In effetti una legge nata per tutelare chi ha una malattia o assiste un parente malato e permette a queste persone un riavvicinamento a casa. Negli anni scorsi si sono susseguiti tronconi di inchieste, la carica delle 104-1, 2 e poi 3. Una legge giustissima, nobile, ma sfruttata anche da chi in realtà non aveva nessun problema o malato in famiglia e ha ottenuto un salto in graduatoria con un posto a casa garantito. Anche quest'anno i cumulatori di punteggio, insegnanti che lavorano da anni, hanno dovuto strappare il loro biglietto della lotteria. Nessuno è tornato a casa. Noi docenti fuori sede, scrivono in un documento, da ormai 20 anni vediamo vanificare ogni aspettativa di ricongiungimento con la nostra terra, con le nostre famiglie. Non è una questione di punteggio, sostengono i docenti. I fatti dicono che insegnanti con oltre 200 punti sono sistematicamente scavalcati da neoassunti con precedenze. Ed ancora sottolineano le poche disponibilità sono unicamente ad appannaggio dei beneficiari di 104. Stanchi di questo stato di cose, tanti gruppi e associazioni di docenti chiedono di poter mettere un freno a questa norma. Sono Giovanna Vaianella e sono un'insegnante di scuola primaria e da 10 anni viaggio da Catania verso la mia città di residenza che è Agrigento. Sono 10 lunghissimi anni fatti di sacrifici miei e della mia famiglia e oggi sono qui a dirvi la mia storia, ma anche a raccontarvi l'amarezza, la tristezza mia personale come anche quella di tantissime colleghe, ma non solo colleghe siciliane ma anche colleghe calabresi, laziali, campani, colleghe che hanno dedicato la propria vita al servizio della scuola senza nulla ottenere oggi.
Noi abbiamo constatato ieri, di fronte ai bollettini dei trasferimenti, ancora una volta pochissimi posti, soprattutto nei trasferimenti interprovinciali, e quei pochissimi tutti con delle precedenze. Quindi ancora una volta le precedenze annientano completamente il merito, l'anzianità di servizio e i titoli. Qui parliamo di trasferimenti di persone che hanno oltre 200 punti, addirittura trasferiti con 390 punti. Parliamo di persone che hanno 30 anni di servizio, che hanno dedicato una vita alla scuola e che ancora oggi non riescono ad arrivare, non dico sotto casa, perlomeno nella provincia di residenza. È una problematica molto seria che purtroppo non viene portata davanti a personaggi politici o comunque davanti a istituzioni serie che riescano a far proprio questo nostro malessere. E non è neanche irrisolvibile la problematica, basterebbe per esempio ampliare gli organici di diritto, sono quelli che difettano sempre, sappiamo ogni anno quanti posti abbondanti troviamo nell'organico di fatto, e a farne le spese non sono soltanto gli insegnanti che ogni anno dovranno ricominciare in nuove realtà scolastiche, ma a farne le spese sono soprattutto i bambini. Purtroppo si pensa poco ai bambini. Si pensa sempre a farsi belle con le immissioni in ruolo, perché sicuramente dà più visibilità a un ministro, piuttosto che pensare ai trasferimenti che sono sicuramente un fatto molto importante per il docente, ma soprattutto anche per gli alunni. Per esempio gli insegnanti di sostegno, ce ne siamo tantissimi, eppure ogni anno nell'organico di fatto si danno 200, 300, 400 posti, poi dipende tutto dall'ampiezza della propria provincia. Quindi è una questione annosa che si vuole proprio tralasciare. Chiediamo con forza, in questo momento lo dico rappresentando anche le aspettative, l'amarezza, la speranza di tanti colleghi che ormai tutti sono riuniti in associazioni e in movimenti, chiediamo che veramente possa arrivare sul tavolo di un ministro, anche della signora ministra Azzolina, che si è spesa tanto in passato per la scuola. Ecco, chiediamo a lei che un corpo docenti che sta bene è un corpo docente che sicuramente lavorerà anche meglio. Da oggi 1 luglio gli uffici giudiziari tornano all'ordinario orario di apertura, allo stesso modo i servizi di cancelleria e la trattazione di tutte le cause civili e penali con le forme ordinarie. Resta fermo per il giudice monocratico collegiale il potere di ordinare che si proceda a porte chiuse per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, per le udienze civili e per il settore penale dibattimentale, nonché il dovere di adottare provvedimenti opportuni per assicurare il necessario distanziamento temporale nella trattazione delle cause e l'osservanza di tutte le cautele sanitarie. Lo ha disposto il presidente del Tribunale di Agrigento, Pietro Mariantonio Falcone, che ha confermato tutte le ulteriori cautele e prescrizioni riguardanti, fra l'altro, i controlli sanitari all'ingresso del pubblico negli uffici giudiziari. La temperatura corporea continuerà dunque ad essere rilevata. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Celebrato a Palermo il San Basile Martire, patrono della Polizia Penitenziaria. C'è il servizio di Margherita Trupiano. Prega per noi, San Basilide, nostro patrono, cosicché la tua testimonianza di fede, passata attraverso il martirio... Gli uomini e le donne del Corpo di Polizia Penitenziaria degli Istituti Pagliarelli e del Lucerdone di Palermo, di concerto con il personale in servizio al Provveditorato regionale della Sicilia, celebrano San Basilide, patrono del Corpo di Polizia Penitenziaria. E lo viveva nel pieno rispetto. A celebrare l'Eucaristia l'ispettore generale dei cappellani penitenziari Don Raffaele Grimaldi,
che in un momento storico legato alla pandemia anche all'interno degli istituti ha voluto incontrare e raccogliere in preghiera il personale civile e militare. Sappiamo bene che San Basilide è il protettore della polizia penitenziaria e quindi oggi nel vivere questa celebrazione unitamente al provveditore, ai direttori, agli educatori, ai cappellani è un motivo di grande gioia perché ci ha radunati tutti insieme, quindi la festa di San Basilide è un qualche cosa che raduna la comunità e quindi grazie anche alla sua testimonianza che noi vogliamo attingere da lui quella forza per testimoniare bene il nostro lavoro dovunque noi siamo. Auguri a tutta la polizia penitenziaria che so bene i sacrifici, l'impegno, la pazienza, la fatica per poter portare avanti un progetto che è quello di riscattare tanti detenuti e riportarli alla libertà. Innanzitutto veramente sinceramente io ringrazio per la tenuta del sistema la polizia penitenziaria che ha retto nonostante appunto le sommosse molto gravi che ci sono state e soprattutto hanno retto per sostenere questo sistema durante questa pandemia con grande professionalità, ma lo dico perché ci credo. Mi sono commossa perché non mi piace che la polizia penitenziaria subisca degli attacchi sulla stampa, perché malgrado poi le responsabilità che poi saranno diciamo acclarate, la platealità che c'è stata su questi avvisi di garanzia hanno diciamo gettato un po' di disdoro su tutta la polizia penitenziaria che, ricordo, in tutta Italia dà sempre, ogni giorno, grande esempio di senso del dovere, di sacrificio e quindi mi è sembrato ingiusto perché tutto si può fare con la massima sobrietà e con rispetto della dignità di un corpo così valoroso. Per noi la ricorrenza è sempre particolare, quest'anno in maniera molto più sentita proprio per il periodo che abbiamo passato e che stiamo ancora attraversando, perché mentre all'esterno un po' la vita comincia a riprendere, all'interno degli istituti chiaramente siamo ancora nella fase proprio per tutelare la salute di tutti. Quest'anno poi è maggiormente sentita perché ricade proprio nel 25° anno di apertura dell'istituto penitenziario. L'istituto è stato inaugurato il 23 giugno del 95, quindi in modo particolare quest'anno una ricorrenza più che sentita. Noi continuiamo nonostante tutto con notevoli sacrifici, i fatti di Santa Maria ci testimoniano che appunto i problemi, la criticità può sorgere da un momento all'altro. Nonostante questo, ecco, io continuo veramente a ringraziare il personale che nonostante le difficoltà, le criticità che ogni giorno affrontiamo con spirito di sacrificio viene a garantire turni di servizio. Turni di servizio che ricordo in questo istituto essere di 8 ore proprio per la cronica carenza di personale, così come purtroppo c'è un po' diffusa in tutta Italia. Grazie al parere favorevole del decreto attuativo espresso dalla quarta commissione legislativa all'Ars in Sicilia, le forze dell'ordine per motivi di servizio viaggeranno gratis sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano. È giusto e doveroso garantire la gratuità dei trasporti pubblici alle nostre forze dell'ordine, soprattutto in questo momento difficile, così l'onorevole Savarino, presidente della quarta commissione, che prosegue: anche questa volta con fatti concreti garantiamo alle forze dell'ordine tutto il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro svolto in favore della comunità. Mancano almeno 110 dipendenti al comune di Agrigento. Dal 2015 a oggi gli impiegati di Palazzo dei Giganti si sono ridotti fino a toccare il 19,8%, lasciando vuote in totale 116 scrivanie. Il futuro, complice anche quota 100, riserva nuovi pensionamenti. In gran parte si tratta di ruoli nel settore tecnico che non vengono rimpiazzati. A tracciare per grandi linee la situazione della pianta organica del municipio è stato il sindaco della Città dei Templi Lillo Firetto, che ha lanciato un chiaro appello: servono giovani preparati e motivati. Ai tagli di risorse finanziarie si aggiunge una graduale emorragia di personale. L'età media dei dipendenti è alta. I letturisti che lavorano per l'Amamen, azienda meridionale acqua di Messina, si sono incatenati stamani davanti alla sede dell'azienda dopo 11 anni di precarietà. Vediamo.
Protesta pacifica davanti ai cancelli dell'azienda meridionale Acque di Messina degli ex letturisti. I lavoratori chiedono la fine della precarietà. Si sono occupati per anni della lettura e della fatturazione per l'azienda messinese attraverso aziende terze e sempre sotto regime di gare di appalto, quindi sotto forma di precariato. Il problema da risolvere era in addivenire, nel senso che c'erano ovviamente le prospettive per un appalto che c'era stato promesso e che in effetti poi è stato esperito come gara d'appalto. Soltanto che noi siamo un po' stanchi per il fatto che molti colleghi hanno 15 anni di questo servizio e rimaniamo sempre in una condizione di precarietà, quindi non ci sono certezze sul futuro, nemmeno sul presente devo dire, su quelle che saranno le nostre sorti lavorative e quindi noi ci appelliamo al fatto che comunque rimaniamo sempre precari e vorremmo invece una stabilizzazione. Non lavoriamo da luglio dell'anno scorso e volevo dire che ovviamente il servizio che noi abbiamo sempre svolto a vantaggio di Amam, anche se è un servizio esterno attraverso ditte terze, è un servizio che comunque garantisce la fatturazione, gli introiti e quindi diciamo che è una parte importante del nostro lavoro, anche se da esterno. Però è successo negli anni scorsi che ogni volta che scadeva un appalto veniva poi riformulato l'appalto e quindi in 2 anni siamo stati licenziati forse 4 o 5 volte. Ovviamente siamo persone che hanno famiglie, che hanno il mutuo da pagare, quindi ci sono delle esigenze alle quali non possiamo più come dire, derogare, non possiamo più attendere e vorremmo delle certezze sul lavoro, un lavoro svolto sempre con professionalità e con attenzione. A che noi sappiamo non c'è un servizio di lettura contatori in questo momento e quindi loro si basano sulle letture che sono state fatte nel passato. Quindi noi vorremmo essere utili, non siamo qui per contrapporci all'azienda, siamo qui semplicemente per sottolineare il fatto che noi siamo precari e lo siamo da tanto tempo. Molti di noi hanno un'età abbastanza avanzata e vorremmo delle certezze sul nostro futuro. Il sistema degli appalti ovviamente è un sistema che protrae sempre in avanti la precarietà e noi vorremmo qualche certezza. Quindi pensiamo che ci si possa sedere ad un tavolo e chiaramente trovare un accordo che vada a vantaggio di tutti e non soltanto dell'azienda o di quello che è il servizio per la città. Noi vogliamo essere partecipi dello sviluppo della città, della crescita della città e vorremmo dare il nostro contributo, ma non da precari ovviamente. Protesta dei dipendenti della raffineria di Milazzo davanti al comune. C'è il servizio. I lavoratori della raffineria di Milazzo hanno protestato pacificamente ieri pomeriggio davanti al comune contro le limitazioni imposte dal piano della qualità dell'aria approvato dalla regione siciliana che, a loro dire, metterebbe a rischio il futuro dell'azienda. Dopo qualche ora i rappresentanti di ciascuna sigla sindacale, compresi quelle della categoria, hanno incontrato in aula consigliare il sindaco di Milazzo e gli amministratori comunali. Secondo i sindacalisti, il piano della regione non tiene conto di diversi aspetti che bloccano l'attività dell'azienda e se gli impianti si fermano sarà, evidenziano, il dramma per oltre 1 migliaio di lavoratori e per tutte le aziende che gravitano attorno alla raffineria. Questa protesta ha il significato chiaro che la gente e i lavoratori non ce la fanno più a subire attacchi dal mondo economico e dall'altro lato dal mondo speculativo sull'industria. C'è l'esigenza di aprire un vero confronto chiaro e trasparente sulla questione della continuità produttiva della raffineria di Milazzo legata alla qualità dell'aria per il decreto che ha emanato la Regione e per tutto quello che ha deliberato anche l'amministrazione affinché si possa continuare la produzione. Questo è un forte disagio che i lavoratori diretti stanno oggi dimostrando e che nessuno deve sottovalutare. È fondamentale aprire una discussione su base regionale per affrontare il problema in maniera seria e decisiva. Partiamo con la mobilitazione dei lavoratori della raffineria per far ricredere la Regione sul piano di tutela di qualità dell'aria che è stato emanato qualche anno fa, nel 2018, e che mette sicuramente fuori gioco tutta l'industria, non solo la grande industria, ma buona parte dell'industria siciliana. Il problema è regionale, in questo momento si è focalizzati su Milazzo perché oltre al piano di tutela di qualità dell'aria c'è anche una delibera
uscita il 10 aprile di quest'anno, che si aggiunge al piano di tutela di qualità dell'aria, quindi il comprensorio del Mela è più nel ciclone in questo momento rispetto alle altre aree industriali, ma il problema è regionale. Chiediamo sicuramente di riaprire spazi di confronto fra le istituzioni, la regione e le aziende per rivedere dentro i limiti che sono seguiti sia in Italia che in Europa i limiti delle emissioni che possono essere raggiunti dalle aziende e quindi consentono di farle stare sul mercato e garantiscono l'occupazione. Spiacevole disavventura per una donna di Agrigento che ha scoperto praticamente come casa sua un alloggio popolare a Villa Seta, assegnato regolarmente quasi 40 anni fa, fosse stato occupato da un'altra famiglia. Una volta fatta la scoperta e dopo essere stata peraltro insultata dagli occupanti abusivi, la donna non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri e sporgere denuncia per l'accaduto. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Il museo esce fuori. Ad Agrigento si svolgerà un'iniziativa culturale e ricreativa rivolta ai bambini in totale sicurezza. Si tratta della rassegna Libera l'arte del museo, organizzata su progetto della storica dell'arte Doresita Marino e promossa dal Museo Diocesano di Agrigento. Si inizia lunedì 6 luglio alle ore 19 in piazza Don Minzoni innanzi al seminario e alla cattedrale di Agrigento e si prosegue anche lunedì 13 e 20 luglio sempre alle ore 19. L'adesione è gratuita. Vediamo. In un evento che ha visto promosso dal Museo Diocesano di Agrigento e che ha visto favorevoli il direttore Padre Pontido e la dottoressa Domenico Brancato, che hanno visto in questa iniziativa un'iniziativa per ripartire da questo grande lungo periodo dovuto all'emergenza del coronavirus. L'iniziativa Libera Arte è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni. Sarà proprio rivolta ai bambini proprio perché vorremmo che fossero i protagonisti della salvezza e della libertà dell'arte attraverso dei giochi creativi, ludici ma anche didattici, e quindi tutto sarà fatto con il distanziamento sociale, proprio per fare capire come anche il distanziamento possa essere anche una forma di arte e di bellezza, e come anche questo periodo brutto da negativo possa diventare positivo. Così come lo stesso nome Rivus è un anagramma di virus, ma che dal latino significa fiume, e quindi il fiume della cultura artistica. L'adesione avviene tramite un'email, basta scrivere a rivusartiscultura@libero.it o contattare appunto il numero che vedete in locandina. Che dire, vi aspetto in allegria, con creatività ed una stella che ci sarà proprio qui di fronte alla cattedrale di Agrigento, per dare l'opportunità anche a tutti gli altri di esaudire un vostro desiderio. Aderite e aspetto tutti i bambini qui in cattedrale. Le spiagge libere di Agrigento saranno vigilate dai bagnini solo per 26 giorni, come negli altri anni, vista la penuria di fondi comunali. Il Comune, che nei giorni scorsi ha pubblicato uno specifico bando per l'individuazione di una società cooperativa che si possa occupare del servizio di vigilanza, appunto, per un totale di massimo 26 giorni, con una somma stanziata a base d'asta di oltre 24.000 euro. Le offerte andranno presentate entro il 15 luglio. Il servizio non potrà partire prima del 20, parte di agosto e soprattutto metà settembre rimarranno dunque scoperti. Una tartaruga marina nidifica per la prima volta a Ribera. Il nostro direttore Arturo Cantella. Primo nido di tartaruga marina mai trovato nella storia di Ribera. A comunicarlo il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, originario di Ribera. Lo aveva intuito e ci aveva creduto. Negli anni scorsi aveva anche provveduto a far compilare al comune di Ribera una scheda di adesione al progetto di ricerca sulle tartarughe marine che il WWF stava portando avanti e che fu poi approvato con la sigla Life Euro Turtles. Ebbene, ieri si è trovata la conferma. Leonardo Palmeri, un bagnante di Ribera che si trovava con la famiglia a fare il bagno vicino a Pietre Cadute, località
nei pressi di Borgo Bonsignore, frazione di Ribera, ne riconosceva le tracce della tartaruga marina, di cui in vari modi i volontari del WWF hanno cercato nel tempo di diffondere le immagini perciò che diventasse cultura comune. Leonardo ha telefonato subito ai numeri giusti ed è così che Ribera può fregiarsi del primo nido di tartaruga marina della specie caretta caretta, sinora noto nella storia. Chissà quante altre mamme tartarughe nel tempo avranno depositato sugli arenili di Ribera le proprie uova, ma non essendo stati segnalati forse sono andate perduti. Come anche questo appena nido, appena trovato, avrebbe fatto una brutta fine, perché troppo vicino al bagnasciugo e pronto a essere perforato da qualche ombrellone inconsapevolmente. Gli operatori del progetto Tartaruga del WWF, autorizzati dal Ministero dell'Ambiente di concerto con la ripartizione faunistica e la Guardia Costiera, hanno messo in sicurezza così il nido, con la traslocazione delle uova in un posto sicuro, per cui d'ora in poi sarà cura della comunità riberese e soprattutto di quella di Borgo Bonsignore di far sì che il nido venga custodito senza intoppi fino alla schiusa che potrebbe avvenire da Ferragosto in poi. Mamma Tartaruga ha affidato a questa comunità i suoi piccini, comunità che avrà modo di confermare maturità e amore per la natura. Amarezza e delusione per la mancata ammissione del Canicattì calcio al campionato di Serie D. C'è chi spera invece ancora in una promozione per il Futsal calcio a 5. Vediamo. Niente da fare, il Canicattì non è stato ammesso alla Serie D. Ieri è arrivato il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti che conferma l'esclusione dalla quarta serie nazionale per la società biancorossa presieduta da Angelo Licata. La FIGC ha stabilito che nell'interregionale sono ammesse Città di Sant'Agata del Comitato Regionale della Sicilia, giunta seconda nel girone B di eccellenza regionale, Puteolana per la Campania, Sestri Levante per il Comitato Regionale della Liguria, Treppini Matese per il Molise e Vis Nova Giussano per la Lombardia. Queste società, in aggiunta del Rotonda Calcio Basilicata e Saluzzo Piemonte, acquisiscono il diritto di partecipare al campionato nazionale di Serie D per la stagione 2020-2021. Clamorosa l'esclusione del Canicattì dalle promozioni e la società ancora non si esprime, anche se non si nasconde una certa amarezza per un traguardo che sembrava quasi raggiunto. Delusi soprattutto i tifosi che per il secondo anno consecutivo vedono avvicinarsi un obiettivo tanto agognato che poi svanisce nel nulla. Al momento la società non ha diffuso alcun comunicato. Chi parla a titolo personale è Stefano Caruano. La delusione per aver sfiorato nuovamente la Serie D è tanta, dice, ma l'amarezza e la rabbia per una decisione ingiusta sono ancora maggiori. Rimango sorpreso della scelta fatta dalla Lega di promuovere in Serie D una società che nella classifica delle migliori seconde classificate figura tra le ultime posizioni. Viene promossa perché ingiustamente non è stato applicato il regolamento e il criterio della classifica avulsa ed è stata considerata a pari merito con altra società dello stesso girone. Tutto ciò a danno del Canicattì, che a pieno titolo rientra tra le migliori 7 società classificate e merita la Serie D. Si è persa un'opportunità, conclude Caruano, per esaltare la meritocrazia e la sportività. Noi andiamo avanti sempre a testa alta. Entro il prossimo 7 luglio si dovrebbe conoscere la decisione della FIGC, Delegazione Calcio a 5, per l'ammissione al campionato di Serie B di Futsal del Canicattì 5 allenato da Jack Giardina. Il team biancorosso ha chiuso il campionato al momento della sospensione per emergenza sanitaria al secondo posto della classifica della Serie C1 alle spalle del Bagheria Città delle Ville promosso direttamente. Dunque, in una logica nazionale che intende premiare le migliori seconde classificate, i biancorossi del presidente Vincenzo Urso hanno tutti i titoli per poter essere ammessi al prestigioso torneo cadetto. In casa Canicattì però ci sono bocche cucite e nessuna dichiarazione pubblica è stata fatta. Qualche indiscrezione arriva dal vertice federale che si è svolto a Roma, al quale hanno partecipato il presidente regionale della LND Sicilia Santino Lopresti e il delegato siciliano del calcio 5 Maximiliano Birkler. Pare che alla Sicilia sia stato riconosciuto un ruolo importante nell'organizzazione del torneo di terza serie e che dunque un ulteriore posto in Serie B potrebbe essere assegnato ad una squadra che si è distinta durante il torneo siciliano. E quale migliore team se non il Canicattì potrebbe incarnare tutte le caratteristiche per poter essere ammesso nella serie cadetta? Il progetto sportivo c'è, l'intenzione di vincere il campionato ed essere promossi sul campo si è trasformata nella stagione appena conclusa in realtà, visto che il team allenato dall'esperto tecnico Jack Giardina ha chiuso al secondo posto con 2 punti di distacco dal Bagheria, neopromosso in Serie B, ma con 5 giornate ancora da disputare. Significa che la squadra, con il qualificato roster che si è ritrovato
approvata, avrebbe potuto anche puntare alla promozione diretta. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.